Ascolta, mi dispiace se parlo questa No, quest'anno infatti bisogna condividere lo scherzo perché ci mettono. No, no, perché io accanto non è che non Ah, cioè non lo dirò mai. Non lo dirò. Chi è che di voi è così gentile da chiamare qualcuno che vengano dentro, che vorrei iniziare? Ah, ok, sei venuta. Arrivano galoppando. Galoppando, arrivano galoppando, prego, Cosa ti è piaciuto? Sì, è molto bella la concerta, perché si vede che però il concerto è molto inquietante, queste maniche. Ciao, Bravo. Marcello, di che venga qui. Adesso quando ci siete tutti, cominciamo. Ti hai fatto studi artistici? Potete entrare per cortesia? C'è posto? Prego, venite pure anche qua vicino a me. Scusate se sono seduta oggi, ma ho un problema. Scusate, di solito si può iniziare? Si può? Quindi, Prego, grande capo, mi dai via? Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Voi mi dovete scusare se io oggi rimango seduta, ho un problemino che è meglio che rimanga seduta. Scusa, sai, oggi è meglio che sia seduta, Scusatemi, ma di solito sto sempre in piedi, Oggi sto seduta, ok? Allora, Facciamo gli auguri. Grazie. No, è perché lunedì devo andare in ospedale, forse per un intervento, e allora è meglio che sto buona. Dopo si risolve tutto. Allora, intanto devo dire che oggi questa galleria è ancora più luminosa delle altre volte. La vedo ancora più ricca, cioè, devo dire che sì, mi piace assai, devo dire a Napoli. In questo cataloghino che poi avrete, vi porterete a casa, c'è una piccola introduzione. Ho scritto, sono il critico d'arte, quello che scrive qua, quella che scrive qua. La professoressa Laura Rossi. Sono io. Ascoltate, e allora naturalmente non è che siccome siete in tanti uno possa scrivere tanto, insomma, l'importante è il concetto per ognuno di voi. Si può realizzare questo, evidentemente, insomma, dall'opera o meno e dall'artista o meno. Io naturalmente, insieme a Grazia e a Roberto abbiamo scritto 2 o 3 righe di una piccola introduzione di questa collettiva del mese di maggio. Naturalmente io continuo sempre a sostenere che questa galleria, io dico questo, è un punto d'ascolto artistico-culturale veramente molto importante. Perché? Perché naturalmente dà la possibilità a varie espressioni artistiche, tutte, vero? Perché le espressioni artistiche sono varie, ok? Di mettersi a confronto, di fare un confronto fra di voi, giusto? E naturalmente anche il pubblico che interviene, che viene ad osservare le vostre opere, riesce a comprendere anche questo tipo di confronto, giusto? È un messaggio, diciamo, che lanciamo, ok? Di questo confronto artistico molto bello. Difatti,
abbiamo scritto che intendiamo sottoporre tutte le espressioni delle arti, appunto, come ho appena detto, come sede espositiva di interesse artistico-culturale che consente nei tempi sia agli organizzatori che ai partecipanti una maturazione, quella che è importante, di rapporti durevoli e soprattutto nel moltiplicarsi delle attività. Bene? Vediamo chi è il primo che trovo qua. Marina Berra è presente? No, non è presente. No. Ci sono pochi artisti presenti. Marina Berra sono questi due qua, vero? Se non è. Ecco, di Marina Berra ho scritto questo concetto, cioè naturalmente specifico ancora che si tratta di concetti. È una pittura, ho scritto, in cui ogni elemento è il risultato di un'ordinaria concentrazione di risorse emotive, di emozione, no? E tecnica. In questi lavori è lampante, vi è una freschezza, si vede bene, vero? Voi che siete degli artisti la notate, vi è una freschezza cromatica che è molto importante, questo cromatismo, e valore plastico in questo, chiamiamolo, linguaggio pittorico. Siete d'accordo? Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire me lo dica, perché così sono pronta, come si dice a Bologna, a darvi uno scoopazon. Massimiliano Cammarata, dov'è? Non c'è neanche. Non c'è, pensa che ne aveva detto da lontano. che lo so, che avrebbe fatto, vabbè, poverino, è lontano, ok. Allora, Massimiliano Cammarata c'è questo, ecco, giusto. Su Massimiliano Cammarata, avete capito tutti che si tratta di questo, io ho messo questo concetto. Il colore, e ce n'è parecchio anche qua, la composizione è un linguaggio, il suo, che viene caratterizzato da un'ottima padronanza della tecnica. Mi sentite? È una pittura più che altro evocativa e naturalmente cromaticamente intensa. La stesura e le macchie di colore appaiono in conflitto con la perfezione geometrica. C'è certa perfezione, ma appare tutto un conflitto fra il cromatismo, la materia e la geometria. La luce, naturalmente, è impossibile dir di no, è la protagonista di questo quadro. Non solo è protagonista del dialogo acceso dei colori come campo di energie che si incontrano, ma anche nel farsi generatrice dello spazio e della forma. Voltiamo pagina. Chi troviamo qua? Oh, abbiamo il ballo fantastico. Donatella Carta, presente? No. Eccola Donatella Carta. Naturalmente la danza, io ho scritto, è una delle arti più appassionate e non solo musicale. L'autrice intende cogliere l'essenzialità del gesto del ballo, del gesto, in cui l'uomo e la donna occupano naturalmente la centralità dell'opera, giusto? E sono così impegnati in una danza che acquista una sensualità molto terrena. Siete d'accordo? Il ballo di per sé, l'uomo e la donna, questa sensualità molto terrena. Okay? Laura Caschini l'ha scritta Roberto. Sei tu? No. O faccio io? Sì.
no, com'è che dicono a Venezia, pago tutto lì? No, a Dicono Ferrara, i veneziani. Anche a Ferrara, davvero, pago tutto lì. Allora, Roberto qui ha scritto un bel po', lui si è sbizzarrito di più. Allora, Laura Caschili, dov'è? Ah, eccola, questo è il quadro di Laura. Le opere di Laura rappresentano il reale e il visibile, con una personalità unica, unita ad una raffinatezza tecnica e ad un virtuosismo coloristico che la contraddistingue immediatamente. Il mare è il soggetto principale, ma viene raccontato con una capacità figurativa molto personale. Bravo Roberto, mi stai fregando il posto di critico d'arte? Bravo, complimenti al nostro direttore, che è anche un artista, perciò il direttore artista è quello che capisce ancora di più. I colori scelti dall'artista contraddistinguono il suo lavoro, lo personalizzano e lo rendono unico sia nella composizione che nella scelta tecnica. Laura Caschili rappresenta il paesaggio marino con uno stile molto personale. È un artista che è quasi in permanenza in Galleria Tarini, sì, è vero, a Bologna, e la scelta della galleria non è casuale, ma ben motivata da un sicuro interesse dimostrato sia dalla critica che dal pubblico. Bravo Roberto, applauso. Patrizia Doria. Già non ce l'avevo io, hai dovuto scrivere perché non mi era arrivata a me. Abbiamo ancora il nostro direttore. La matericità contraddistingue l'opera di Patrizia Doria, che è quella. Ma non solo, la scelta dei colori esprime, dov'è Marcella? Me la puoi fare una foto mentre sono seduta qua, per ricordo? Me la puoi fare? Ti do il permesso. Ma non solo, la scelta dei colori esprime ricerca e raffinato connubio di scelte di impasti non solo di puro pigmento, anche di materiali alternativi quali resine e colle. Sì, abbiamo visto l'altra volta che aveva quella figura e lei continua con questa materia, con questo cromatismo veramente molto molto interessante. L'abbiamo già vista. La ricerca pittorica diventa quindi interessante e vasta ed il fattore emozionale si estolle appieno dalla matericità delle sue opere. Poi come scrive in difficile, urca! Ma direttore, ma complimenti ancora, ma bravo lei! Allora, Anna Maria Guido, c'è? Non c'è neanche Anna Maria Bravo. Poverini, sono lontani. Allora, le opere quali sono? Aspetta. Sopra di te. Sopra di me? Aspetta. Queste due? Sì. Le sue opere svelano una straordinaria freschezza, una rinnovata meraviglia per lo spettacolo della natura. Ed ammirare la sua sapiente semplicità e soprattutto quel suo ricondurre nella pittura l'altro vivo della poesia e del sentimento. Daniela Isacche, siete in tanti? Siamo noi. Brava, Ce la rappresenta. bravissima. Allora, aspetta. Eccolo, sì, ecco Daniela. Rumena? Certo, come noi. Evviva la Romania! Bravi! Io ho sempre avuto a casa mia tanti rumeni. Ecco, oggi sono anche qui, nella Ecco, mostra. anche qua, e anche a Ferrara e anche a Bologna. Di Daniela ho scritto che il suo segno è veloce,
è un veloce segno pittorico, crea delle forme cromatiche che si specchiano nella realtà. L'autrice si avvale di libere soluzioni con espressioni astratte. Uno stile, quello di Daniela, in equilibrio tra la figurazione e l'arte informale. Siete d'accordo, voi amici di Daniela? Di Daniela, il nome di mia sorella. Complimenti a Daniela. Donatella Mineo c'è? Sembra che parlo a appello oggi. Come a scuola, tutti bocciati. Allora, le foglie di Daniela dove sono? Sono in alto. Sì, tanto io ce le ho qui fotografate, le vedo. E voi le guardate lassù e io le guardo giù. Ecco, il modo di dipingere di Donatella, parlavo ancora di Daniela, sono modi semplici e diretti, associati alla poeticità con cui l'autrice osserva la natura mentre essa parla alla sua anima. E questo suo parlare all'anima la spinge a rappresentare questa natura con entusiasmo e proprietà eloquente di colori e forme. Va bene? Francesca Morozzi. Ah, ci sono. Oh, finalmente! Promossa Francesca! Allora, questo di Francesca è qua. Eccolo qua. Qui c'è Francesca. Io ho scritto che le tue sensazioni, Francesca, e intuizioni, sensazioni e intuizioni, affiorano dalle tele dipinte con l'intensità della forza remote che le ha provocate, causando tanta meditazione. Oh, ci ho preso! Ha detto Promossa! La promossa! La sua è una espressività che scava nella materia cromatica, ponte ideale fra intimismo e universalità. Ok? Promossa, Francesca? Promossa, vivi voti! Oh, siamo a posto, ragazzi. Adesso qui c'è Rita Patti. C'è Rita Patti? No, non c'è. Non c'è, però c'è la critica del nostro Air Director che si è messo, ma che scrive così difficile. È entrato nella parte, è fantastico. Bravo. E ho cercato di Sei bravo. impegnarmi. Sei bravo, no, ti sei impegnato benissimo. Nella sua ricerca pittorica, scrive il nostro direttore, Rita Patti utilizza, un'altra volta un po' più piccolo, sì, mi ci vorrebbe la legge di ingrandimento, no, non è colpa di, parlavo della tipografia, diamo la responsabilità delle lettere piccole alla tipografia. Meno male che i quadri sono belli grandi. Allora, utilizza il colore come uno strumento, lo plasma e lo deforma, gli dà una geometria per poi liberarlo in forme e colori che creano la composizione finale. Forti ed audaci sono le scelte coloristiche, sempre dettate da una ricerca dei colori complementari che fanno brillare e muovere la composizione. O si vede che è un artista, Quando una volta ho detto ad uno che voleva fare il critico, tanti anni fa, qualcuno che non faccio nomi, e dissi: ma se non sai neanche che cosa sono i colori complementari, ma che cosa stai a dire? Ecco, guarda, lui, siccome è anche un artista, ha detto giusto. Allora aspetta, ecco, anche lei è al terzo appuntamento. Ah, ma allora tu scrivi per quelli che sono qua. Fantastico! A me sfuggono
chiamiamolo ogni tanto, ma lui è onnipresente come Grazia. Giusto, anche lei al terzo appuntamento, anniversario, con la Galleria Farini, e propone un'opera che abbiamo presentato ad Arte Genova 2014. Difatti avevo scritto io allora su questa, su Arte Genova, ho capito. Va bene, opera che ha riscosso vivo interesse sia di pubblico che di critica. Ok, direttore, un applauso anche a lei. Bravo. Grazie. Valerio Pisano c'è? Non c'è. No, non c'è. Ed Lì è abbiamo i quest'opera. chiodi. Ed è Abbiamo i suoi chiodi. Sì, Cioè, no, dove si i tappi. tappi. Sembra anche cosa. Io fin dal primo giorno vi garantisco, sapete quando uno si inquadra, no? Ho detto, ma guarda che bel quadro di chiodi. Sembrano dei chiodi e sono dei tappi, va bene. In questa, aspetta, dosata fusione, io ho scritto, Sì. di elementi sono riassunti e condensati valori estetici, ma con in più una sottolineatura avventuristica. Più avventura di così, vero? La vita, in sostanza, sembra volerci ammonire, voler ammonire lo stesso autore. Oh, aspetta, qui qualcuno ha sbagliato qualcosa. Sembra volerci ammonire, no scusate, lo stesso autore, ho gli occhiali che non va bene oggi, che la vita è tutta un gioco, è vero. Guardando un'opera del genere, che è veramente, adesso a parte che io dicevo che oggi scherzando molto carina, sì, dice, la vita è tutto un gioco, cioè io sto giocando con i tappi, con i chiodi, perché sono tappi, perché sono chiodi, e dice, ma nel senso più propriamente insito nel concetto di sfida. Lui ci lancia una sfida con questa opera, giusto? È una sfida. Ok, Valerio Pisano. Dina Polidori c'è? No, non so. Sono tutti lontani. Allora, Dina Polidori, eccola là. Guarda, guarda. Mi ricorda la neve. A vederlo da vicino si ricorda tutta una cosa innerata. Allora, i lavori di Dina sono lavori in cui prevale il frutto di ricerca, in cui la purezza del colore e la luminosità della materia si sposano in una composizione elaborata. È la luce l'elemento fondante che assume significati simbolici. D'accordo con me? Laura Serofilo Serofilli. Io. Lara. Lara. Io sono Laura, sai, sul momento ho pensato a me. Brava, mamma che anche lei, ma che giovane pittrice che abbiamo, che giovane artiste. Bravo, quanti anni hai? Scusa, non si chiede mai. Ma siccome tu sei giovane la posso chiedere. E a me che è meglio non chiedermelo, Allora, aspetta, quello di... Ah, eccolo, sì. Cromatismo ed immediatezza, dove il pennello tutto risveglia e trasforma, muovendosi tra una moderna figurazione e l'astrazione. Sei d'accordo? Le sue visioni fanno pittura, la circondano e ne diventano delle caude emozioni. Ci hai trasmesso delle caude emozioni. Yuri Tosi. Oh, Yuri, finalmente che ti vedo. Ma ciao, Yuri. Ciao. L'interesse, quello è Yuri. Sei un birichino, Yuri, Bellissimo. L'interesse per la figura umana, la veridicità dell'opera, pone l'autore in una pittura curata, mediata e minuziosa. Abbastanza.
una vitale concezione della realtà, del disegno, della luce, da far pensare agli impressionisti. Impeto creativo, accompagnato dalla facoltà di elaborare il particolare fino a condurlo all'espressione della verità. Sei d'accordo? O lo scoopasson me lo vuoi dare tu invece che me lo do io? Poi c'è No. la signora C'è la signora che non Non è è presente. presente in questa tavola. Però noi la presentiamo lo stesso. E qui mi alzo. Perché devo... Scusate, si potrebbe girare da far vedere... L'autrice è questa bella signora qua. Allora, oddio, scusa. Appena oggi quando sono entrata, che ho visto questo quadro, non so se a voi dà lo stesso effetto, mi ricorda tanto gli antichi maestri dell'arte e soprattutto nelle botteghe dell'arte antica, dei nostri, dei nostri grandi maestri. Devo dire che non è facile, cioè bisogna avere veramente un buon estro, devo dire, per poter affrontare una pittura del genere. Perché, come si dice, come nella pubblicità, quella frasetta che passo a ridere, sembra facile, ma non lo è. Questo significa che la signora, l'artista qui presente, ha veramente un grande talento e ogni tanto nelle gallerie ritrovare un pezzo come questo, cioè, che mi ricorda l'antico, cioè i maestri, ve lo dico, ve lo ripeto, le vecchie botteghe, devo dire che fa sempre un enorme piacere, perché, chissà perché, ma ormai non siamo più abituati a vedere delle opere del genere. Se vuole dire qualcosa lo dico. Cioè, lei conviene con me quello che ho detto. Ha visto proprio Quello che lei voleva. io lavoro come gli antichi. Certo, infatti si vede. Professore lavora come gli antichi, Certo. e quindi con le mescolanze, con Sì. la preparazione dei fondi, Certo, e anche è proprio così. io. Infatti, Ma io quando amo vedo molto così, i pittori arrivo a 600. Ecco, difatti, io lo stavo dicendo. Arrivo a 600, metà 600, del 400 e del 500, cioè io amo Caravaggio. È un po' Caravaggio. Ecco, perché i Carracci siamo a Bologna, ragazzi. I Carracci siamo qua, come si fa a non amarli, vero? Comunque voglio dire una cosa, aggiungo una cosa e poi dopo termino perché così mi rilassate un po'. Che ho già detto in tante altre, ho detto in altre occasioni, una cosa a cui tengo sempre quando parlo d'arte e mi incontro con tutti voi, con gli artisti. Cioè, come si fa a capire, a fare un distinguo fra il pittore e l'artista? Cioè, tanto spesso la parola artista con la A maiuscola, come lo dico sempre, viene usata a sproposito, non per voler togliere niente a nessuno. Perché? Perché l'artista, vero artista, è colui che riesce a trasmettere a chi guarda la sua opera l'emozione che ha provato lui prima di metterla sulla tela, cioè la sua emozione la prova, la mette sulla tela. Chi lo guarda,
Cioè l'artista riesce a trasmettere la sua stessa emozione. Se l'artista non riesce a trasmetterti niente, cioè non è artista, è sempre un giochetto di parole. Ci sono tanti pittori, bravi, tanti pittori che col tempo diventeranno anche degli artisti e tanti invece che rimangono solo dei pittori. Capito cosa ho voluto dire? Ecco. E io che ho sempre insegnato arte, insegnavo agli artisti proprio questo, cioè ai miei allievi, ai pittori, agli scultori. Certo, alcuni quadri sono belli ma non mi dicono niente, ma di fronte ad alcuni e con questo quadro, devo dire, lei è arrivata oggi per ultima, l'ho messo lì da pochi minuti e ha dato questo sapore, dolce sapore dell'antico, delle botteghe dei vecchi maestri, come lo definito. Ho finito di rompere per oggi e facciamo come nei militari, rompete pure le righe se volete e grazie di avermi ascoltato. Grazie a voi. Io con l'acqua. Hai visto Marcello, sono in orario?